Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta passata di pomodoro Pummaro Star 700 grammi a 89 centesimi, birra Tuborg 6x33 CL a 3,99 €, anguria senza semi Eleonora a 1,29 € il chilo, caffè Caps dolce gusto Nescafè 30 pezzi a 6,99 €. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera, e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un'estate in cui non sei solo spettatore, ma protagonista insieme agli autori, alle storie, alle emozioni. A Perdas de Fogu torna a 7 sere, 7 piazze, 7 libri. Il festival letterario dove ogni piazza diventa un incontro, ogni sera una scoperta e ogni libro un dialogo da vivere, insieme. Dal 28 luglio al 3 agosto siediti tra le persone, ascolta, domanda, emozionati, perché ogni voce conta, anche la tua. 7 sere, 7 piazze, 7 libri a Perdas de Fogu. Il pubblico è parte della storia. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa. Chi l'ha detto che la pausa pranzo deve essere uno sbatti? Sunset Lounge Bar, la tua oasi immersa nella natura, ti propone menù di terra o mare a partire da €15. Hai capito bene? €15 per staccare con gusto nella tua pausa pranzo. Basta file, basta guardare l'orario. Al Sunset la cucina è aperta tutto il pomeriggio e per i più raffinati ogni giorno fuori menù da leccarsi i baffi. Sunset Lounge Bar, lo stile che cercavi tutti i giorni. Piazzale San Gimigliano, Tortolì. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovato il secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecché, questa volta con il notiziario Le News dall'Ogliastra.
Ieri pomeriggio è arrivato lo stop alla festa latina da parte del sindaco Marcello Ladu a seguito dei casi di ricovero da botulino dopo la tappa della rassegna itinerante a Monserrato. Da alcuni giorni la festa aveva fatto tappa a Tortolì e questo ha portato la decisione del sindaco per evitare anche altri casi, ma le indagini sono in corso. Infatti i carabinieri del nucleo antisofisticazione di Cagliari stanno verificando, cercando di capire cosa possa aver provocato la sospetta intossicazione da botulino che avrebbe fatto finire poi 6 persone in ospedale, tra cui 2 casi gravi. Sono indagini di iniziativa. A seguito quindi della segnalazione poi dell'ASL Ogliastra avvenuta ieri, è stata emessa un'ordinanza sindacale che ha disposto da ieri la cessazione immediata della somministrazione e produzione di alimenti e bevande nell'ambito della festa latina in corso in piazza Porto Frailis. La misura resterà in vigore fino all'esito positivo delle verifiche in corso da parte della ASL. Come scritto nell'ordinanza, il provvedimento è stato adottato a titolo esclusivamente precauzionale, considerata la necessità di tutelare la salute pubblica e prevenire potenziali focolai di botulino anche nella cittadina di Tortolì. L'ordinanza appunto ha seguito l'allarme alimentare comunicato dalla Regione Sardegna. Intanto l'ASL Ogliastra ieri ha inviato delle raccomandazioni, ha inviato una nota appunto a seguito di questi casi segnalati nelle ultime ore nell'Interland di Cagliari. Il botulismo alimentare può colpire le persone di tutte le età e non si trasmette da persona a persona, chiariscono dall'ASL. I sintomi dell'intossicazione possono manifestarsi da poche ore a diversi giorni dopo il consumo di alimenti contaminati. La sintomatologia varia da forme lievi che si risolvono spontaneamente a forme più gravi. I primi segnali di avvertimento possono essere sintomi gastrointestinali, seguiti poi da sintomi neurologici o esordio con soli sintomi neurologici. Insomma, quindi il botulismo può essere una condizione molto grave, ma se riconosciuto e trattato tempestivamente può essere curato con successo. Per questo motivo l'ASL raccomanda a coloro che eventualmente hanno consumato alimenti durante l'evento e che presentano uno o più sintomi di rivolgersi al proprio medico di famiglia o recarsi al pronto soccorso. L'ASL precisa inoltre che le autorità sanitarie uniche delegate stanno ancora conducendo gli accertamenti necessari per chiarire la situazione. Si invita alla massima attenzione e collaborazione e seguire tutte le raccomandazioni indicate. Andiamo avanti, ora continuiamo con la cronaca, passiamo a Baunei. Escursionista smarrita e bloccata in una zona impervia a Cala Mariolo. È stata tratta in salvo nel pomeriggio di ieri una giovane escursionista di 21 anni che aveva smarrito il sentiero nei pressi di Cala Mariolo. La giovane si è trovata bloccata in una zona impervia della parete rocciosa. L'intervento è stato coordinato dal comando dei vigili del fuoco di Nuoro, che ha attivato l'equipaggio dell'elicottero Drago del reparto dei vigili del fuoco Sardegna, oltre alla squadra del distaccamento di Tortolì. La giovane è stata individuata grazie al sorvolo dell'area e raggiunta con il verricello. Una volta recuperata è stata affidata al personale sanitario per le prime cure. Le sue condizioni sono buone, ha riportato solo qualche graffio e un grande spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave. Andiamo avanti ora. Sardegna al voto per le province il 29 settembre. A ufficializzare la data delle elezioni la governatrice Alessandra Todde, che in un decreto emesso ieri pubblicato sul bollettino ufficiale sul sito della regione Sardegna. Come stabilito dalla normativa, a votare saranno sindaci e consiglieri comunali dei rispettivi territori. La tornata elettorale riguarderà le 6 province sarde: Nuoro, Oristano, Gallura, Ogliastra, Sulci, Siglesiente e Medio Campidano, e le 2 città metropolitane Cagliari e Sassari, per le quali sarà rinnovato il Consiglio metropolitano.
Il sistema resta quello previsto dalla legge del Rio, quindi a votare saranno sindaci e consiglieri comunali in carica nei rispettivi territori. Gli attuali commissari straordinari e sindaci metropolitani saranno incaricati di tutti gli adempimenti necessari per la regolare organizzazione del procedimento elettorale. Ci spostiamo ora a Loceri. Ha preso il via ufficialmente il ciclo di visite guidate serali promosso dal consorzio Gli Astra Blue Zone, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale ogliastrino. Alla prima uscita a Loceri hanno partecipato circa 30 turisti provenienti da tutta la Sardegna, una bella fetta anche dal resto della penisola, in particolare dal nord Italia. L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto più ampio Ogliastra Guest Card, uno strumento innovativo che attraverso una web app gratuita mira a promuovere una conoscenza più concreta e sostenibile del territorio. Nei giorni scorsi il gruppo di turisti ha partecipato alla prima delle visite con tappa ai murales a firma dell'artista Angiargiu. Il tour è proseguito lungo la via Roma, dove hanno potuto ammirare le opere d'arte urbana che impreziosiscono il centro storico. Momento clou della serata in piazza Nonnu Melis, dove il gruppo ha incontrato Alessandro Podda, guida museale, che ha condotto i visitatori alla scoperta del museo etnografico Sadomu de Solia e il museo Vecchi Frantoi. A concludere l'esperienza una degustazione di prodotti locali curata dall'azienda agricola Abisus, salumi, pane carasau, verdure dell'orto, molto apprezzato il dolce savresa accompagnato da mandorle caramellate. Il gruppo è stato poi totalmente conquistato dall'apiario olistico della stessa azienda. Il progetto, oltre a valorizzare le bellezze di Loceri, ha come obiettivo la creazione di un circuito economico virtuoso fondato sulla collaborazione con aziende locali attente alla qualità, sostenibilità e rispetto del territorio, spiegano i soci del consorzio turistico Gli Astra Blue Zone. Con questo format cultura e tradizione si uniscono in un'esperienza autentica. Andiamo avanti, passiamo a Orsulei. Si disputa domani, sabato 2 agosto, la 26esima edizione del torneo del subcampionato Sardu de Samurra, che quest'anno acquista un sapore particolare perché i finalisti staccheranno il biglietto per partecipare al Murra Mondo, il campionato internazionale dei giocatori di Morra del Mediterraneo, in programma il 5-6 settembre in Slovenia, in Croazia. Il Murra Mondo è la competizione internazionale itinerante nata a Ursulei nel 2003 e che vede l'adesione di circa 20 delegazioni da tutto il Mediterraneo. Su campionato sardo invece sarà l'occasione per allenarsi, il banco di prova per diversi muradores sardi in prossimità della grande competizione internazionale per strappare il titolo mondiale che all'isola manca ormai dal lontano 2014. Nell'anfiteatro di Piazza Fontana Beccia e di fronte al grande murale rappresentativo del gioco sono attesi i migliori giocatori e le migliori giocatrici di Murra della Sardegna. Il torneo, che dal 1998 fa parte della tradizione di Ursulei, è tra gli appuntamenti irrinunciabili per gli appassionati del gioco. Quest'anno è organizzato dal comitato Kentu Goncas Kentu Berritas Fedales 75 85 95 con il supporto de Sochubo su Gioku de Samurra e della Proloco. Le iscrizioni si chiuderanno alle 20:30 di domani in Piazza Fontana Beccia. Concludiamo con un evento, ormai è tutto pronto ad Arbatax, perché in questo fine settimana 2 e 3 agosto e 8 e 9 agosto Arbatax sarà protagonista di un festival all'insegna della musica elettronica, dance e delle sonorità globali con appunto l'Arbax Music Festival, una delle manifestazioni musicali più attese dell'estate in Sardegna. Per 4 serate la suggestiva cornice delle Roce Rosse ospiterà un palco monumentale che farà da sfondo a una line-up internazionale di altissimo livello. Il festival si apre domani con i Planet Funk, affiancati dal producer Sick Luke e dal giovane talento Raul. Il 3 agosto sarà protagonista invece il capitano Gigi D'Agostino, che precederà il set del DJ Christian Marchi. L'8 agosto arriverà ad Arbatax DJ Snake insieme ai The Cube Guys. Il gran finale, il 9 agosto, sarà invece affidato ad Axwell, pronto a regalare un live spettacolare e carico di energia all'evento.
organizzato quest'anno dalla A Production e patrocinato dal comune, si conferma un appuntamento di rilevanza internazionale capace di attrarre il pubblico da tutta l'isola, spiegano gli amministratori comunali, trasformando Arbatex in un grande villaggio musicale dove la bellezza del territorio incontra le migliori sonorità del panorama mondiale. Queste le parole dal comune di Tortolì, che sostiene e patrocina l'evento. Chiudiamo così il notiziario di oggi, ma torniamo lunedì con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi e buon fine settimana a tutti e a tutte.